In occasione della giornata mondiale dell'immunologia è arrivato in provincia di Padova Fattore J, il progetto di Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia, l'azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sulle patologie che scaturiscono dalle alterazioni del sistema immunitario. Ci sono dei bisogni insoddisfatti, sono ancora poche le persone che hanno accesso alle cure, molte delle cure sono assolutamente efficaci e ben tollerate, ma la scienza progredisce, la ricerca va avanti proprio per far sì che le malattie siano un ricordo del passato. Janssen è molto impegnata in quest'area terapeutica come in altre, anche nella formazione dei giovani e nel far sì che le persone siano più vicine alla scienza, credano nella scienza e che quindi riescano anche a far sì che le diagnosi possano essere tempestive, perché poi le malattie progrediscono ed è poi difficile andare a trattarle quando ormai è troppo tardi. Quindi la prevenzione è fondamentale. Più fiducia, più salute, più futuro. Questo è il claim scelto per questa edizione di Fattore J, giunta alla terza edizione. La tappa montagnana, rivolta ai giovani dell'Educandato San Benedetto, aveva l'obiettivo di fornire corrette informazioni sul binomio salute e scienza. Quest'anno si parla dell'innovazione scientifica, quindi tutti i vari progressi che ci permettono sempre di più di sconfiggere determinate malattie e di far vivere meglio anche, far convivere meglio le persone con delle patologie, a volte appunto anche croniche. Il progetto si riferisce e parla a ragazzi di tutta Italia, perché la formazione è stata fatta ovviamente per ovvi motivi quando si è partita durante il Covid online, e è un'emozione infatti per me, che sono 3 anni che seguo il progetto, oggi essere invece in presenza con i ragazzi. Sono ragazzi di scuole superiori di tutta Italia che hanno seguito appunto questi momenti formativi su 5 aree tematiche terapeutiche, per cui hanno imparato un po' delle nozioni nuove su vari ambiti della medicina, di determinate patologie. L'incontro di Montagnana si è focalizzato sulle malattie reumatologiche e rare. Solo nel Veneto sono più di 20.000 le persone con artrite psoriasica, una malattia in cui è il sistema immunitario che gioca un ruolo principale nel provocare l'infiammazione. I giovani hanno potuto ascoltare le testimonianze delle associazioni. L'impegno da parte nostra è quello di cercare di capire sul quotidiano quanto dell'esperienza di cronicità, quindi dell'essere nel tempo con una malattia, possa modificare la vita della persona e ovviamente accudire queste modificazioni affinché dalla fragilità non si giunga alla rottura.